Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Il Consiglio dei Ministri ha deciso il commissariamento della sanità in Calabria. Il commissario sarà il governatore Giuseppe Scopelliti, che, fatto inedito, per svolgere le sue funzioni sarà affiancato dalla Guardia di Finanza. Così come ha sottolineato lo stesso ministro Giulio Tremonti, l'apporto dei finanzieri è per salvaguardare lo Stato. Scopelliti, dal canto suo, si dice pronto a indire un nuovo bando per l'Advisor se quello esistente, la KPMG, non garantirà il lavoro sull'accertamento del debito. 2 persone sono state arrestate dai carabinieri a Isola Caporizzuto per estorsione nei confronti di un medico. Si tratta di Maurizio Pugliese, 44 anni, e Giuseppe Pullano, di 25, del luogo. Ai 2 è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Crotone, che ha accolto la richiesta del procuratore della Repubblica Raffaele Mazzotta e del sostituto Caramico Dauria. Le indagini sono scaturite dalla serie di attentati che ha interessato il sindaco di Isola, Carolina Girasole, del suo vice e di un dirigente comunale. I particolari sono stati forniti in una conferenza stampa nella procura crotonese. Stanotte gli agenti della polizia ferroviaria, durante i servizi di controllo presso gli scali ferroviari, hanno tratto in arresto 5 cittadini rumeni. Dopo aver avvistato i poliziotti, 2 di loro in stato di ubriachezza si sono dati alla fuga e, raggiunti da altre persone, hanno scatenato una violenta rissa. Sul posto è intervenuto il personale medico che in ambulanza ha trasportato alcuni dei soggetti coinvolti in ospedale. Uno di essi è ricoverato in prognosi riservata con trauma cranico, un altro con ferite gravi. Numbi nere si profilano all'orizzonte per la Sogas, società che gestisce l'aeroporto di Reggio Calabria. L'Unione Europea, infatti, rivuole indietro i soldi erogati ed apre un'apposita inchiesta sul contributo di 1.824.000 euro che la Regione Calabria ha dato proprio alla Sogas per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, che si configurerebbero come aiuti di Stato concessi in violazione alle norme vigenti. Sotto osservazione anche il conferimento di capitale di 2.740.000 euro nel 2007. Adesso c'è un mese di tempo per fare le riduzioni del caso. Si svolgerà il 1 dicembre la 6ª edizione di Nella memoria di Giovanni Paolo II, a conclusione dei giochi dell'Agorà 2010 a Montepavone Lido. I premi realizzati dall'orafo crotonese Michele Affidato quest'anno saranno assegnati, tra gli altri, a Antonio Zichichi, al Cardinale De Giorgi, a Katia Ricciarelli e alla memoria al vaticanista Orazio Petrosillo. Per l'occasione, Poste Italiane farà un annullo filatelico sull'opera di Affidato. Ieri mattina nella Sala degli Stemmi della provincia di Cosenza è stata presentata la 4ª edizione della Strage del Paesaggio, che tra fumetto, musica e video dà appuntamento a Rossano il prossimo 6 agosto, con una serata dedicata ad Alessandro il Molosso, figura storica che ha segnato l'immaginario collettivo delle genti di Calabria. Sono stati consegnati ieri nella Sala Azzurra della provincia di Crotone gli attestati abilitazione alla professione di turistica di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo. A consegnarli a 9 partecipanti sui 13 in totale abilitati il presidente della provincia Stanislao Zurlo e il vicepresidente Gianluca Bruno. Quest'ultimo ha sottolineato come Crotone sia la prima provincia calabrese ad aver attivato questo tipo di formazione professionale in un settore strategico come il turismo. È partita venerdì 29 luglio la 9ª edizione di Vis Musice, il parco sonoro tra i 2 mari, nel chiostro di San Domenico a Taverna. La rassegna internazionale dedicata all'anno europeo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale, con particolare attenzione per la biodiversità, ha registrato la presenza di ospiti di fama internazionale, studiosi, esperti ed artisti che hanno affrontato le tematiche della manifestazione con sfaccettature e dimensioni diverse e coinvolgenti. Ad aprire la rassegna Caterina Salerno, presidente dell'associazione Vis Musice, e Paolo Scarnecchia, direttore artistico. Presenti inoltre il sindaco di Taverna Eugenio Canino e Antonio Garcea in rappresentanza della Sovrintendenza dei Beni Culturali. Il Museo dei Bretti e dei Notri di Cosenza ospiterà per 13 settimane 4 giovani laureati greci, accogliendo la proposta lanciata dall'Euroform all'amministrazione comunale di Cosenza di aderire ad un progetto specifico di cooperazione transnazionale nell'ambito del programma europeo Leonardo da Vinci. Il progetto è stato reso noto alla stampa ieri mattina nel Palazzo dei Bruzzi.